A settembre 2021 le bollette per il consumo del gas a metano delle fornaci del vetro a Murano segnavano un costo di 20 centesimi a metro cubo. Ora si è schizzati a 1,25 euro, 6 volte tanto. Il presidente del consorzio Promovetro Murano, Luciano Gambaro, a capo di un consorzio a cui aderiscono una cinquantina di fabbriche e fornaci a salvaguardia della produzione artigiana, tutelata anche dalla Regione Veneto, fa il punto. Il problema del gas che ormai continua da più di mezzo anno sta seriamente mettendo a repentaglio il proseguimento delle nostre attività produttive. Lo stanziamento che la Regione del Veneto ha fatto a fine 2021 con il mese di febbraio è praticamente esaurito. Noi siamo in attesa dello stanziamento promesso dal governo, perché se non possiamo contare su questo tipo di ulteriore ristoro, ulteriore aiuto, non so se riusciamo a tenere aperti. Il gas, ricorda il presidente Gambaro, è essenziale. Noi con il gas ci viviamo, per noi il gas è assolutamente essenziale nel nostro ciclo produttivo. I nostri forni sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non possiamo farne a meno. Ricordo che noi pagavamo fino a settembre 2021 il gas a 20-21 centesimi al metro cubo e siamo arrivati con la bolletta con la fattura di dicembre 2021 a pagarlo a 1,25.